Eccoci con Veronica Tonon che, allenatrice della selezione femminile di Treviso, prova a sorridere nonostante un'avventura sfortunata della sua selezione, conclusasi col 3-0 subito dopo di Vicenza. Veronica, che partita è stata quest'ultima con Vicenza? Quest'ultima partita con Vicenza è stata comunque combattuta, anche se abbiamo subito una sconfitta abbastanza pesante, perché comunque era fondamentale vincere per poter domani giocarci un'eventuale semifinale, e quest'anno purtroppo non è andata benissimo. Comunque rimane un'esperienza sempre positiva per la rappresentativa, per le ragazze, per tutto. Speriamo domani, insomma, di giocare al meglio domani nella finale settimo-ottavo. Tra l'altro la tua squadra ha avuto comunque delle reazioni importanti nel secondo e nel terzo set, recuperando anche dei parziali a sfavore importanti. Sì, abbiamo avuto dei momenti di grinta che ci hanno permesso di riprendere i punti e di riprendere le avversarie, però non è bastato, diciamo. Dovevamo avere più costanza di grinta, di voglia di giocare, di tante altre cose. Peccato, perché speravamo di fare un'altra finale, insomma. Sono lavori da uomini. Comunque un'esperienza importante anche per le ragazze, quella delle Kinderiadi del Trofeo delle Province. Sì, assolutamente, comunque è un'esperienza per le ragazze, poi c'è la fortuna, un gruppo magari di poter giocarci un'eventuale finale, e quest'anno è andata così, insomma. Adesso pensiamo comunque a concludere questa esperienza nei migliori dei modi, ecco. Okay. Allora grazie a Veronica e in bocca al lupo. Grazie a voi.